Buongiorno, oggi vi presenteremo la nuova saldatrice Aeromig 211, una multiprocesso monofase da 180 A. Con questo nuovo design, Steyr, oltre a dare un aspetto innovativo, ha voluto dare ulteriore robustezza e praticità ai propri prodotti. Questa macchina, con un ciclo di lavoro di 180 A al 25%, 120 A al 60% e 100 A al 100%, è l'oggetto ideale per il professionista che deve usare la macchina in officina o in cantiere, essendo leggera e maneggevole. Inoltre, per agevolare l'operatore nel trasporto in cantiere, la macchina può essere fornita con una borsa dove trasportare facilmente tutti gli accessori per il suo utilizzo. Il vantaggio di questa macchina è che in modalità MIG dispone di 8 programmi sinergici preimpostati per la saldatura dell'acciaio al carbonio con fili 06081, acciaio inox, fili diametro 081, alluminio, filo diametro 1, CUSI, filo diametro 0,8 e filo animato no gas diametro 0,9. Per quanto riguarda la saldatura ad elettrodo, la macchina salda elettrodi basico e utile diametro 3,25. In modalità TIG, grazie alla partenza in lift, invece la macchina ha la possibilità di innescare anche la corrente minima di 10 A senza rischiare che l'arco si spenga o che abbia difficoltà ad innescare. Spieghiamo ora il funzionamento dei comandi della macchina in tutte le modalità di saldatura. Nella funzione elettrodo la macchina ha una regolazione che va da una corrente minima di 10 A ad una corrente massima di 150 A, facilmente leggibili nel display della macchina. Basterà impostare l'amperaggio e incominciare a saldare. Nella funzione TIG Lift la macchina ha una regolazione della corrente che va da 10 A a 180 A. Inoltre è possibile impostare la rampa di discesa regolando la manopola di destra del pannello, impostando da 0,1 a 6 secondi il tempo di chiusura della saldatura. Nelle funzioni MIG 2 tempi e MIG 4 tempi basterà selezionare tramite il pulsante Type il materiale da saldare. Tramite l'altro pulsante il diametro del filo che si intende utilizzare. Ed impostare tramite la manopola di sinistra lo spessore della lamiera da saldare. Nel caso l'operatore voglia ritoccare i volt di saldatura, basterà regolare la manopola di destra impostando da un valore di meno 4 volt a più 4 volt. C'è inoltre la possibilità di regolare tramite un sottomenu il barback e il post gas. Vediamo ora come entrare nel sottomenu. Tenendo premuto per 3 secondi il pulsante Mode si entra in Set, premendo Type si imposta da 0,1 a 4 secondi il post gas, premendo il diametro del filo si imposta il valore di barback che sarà un valore basso, medio e alto. Grazie per averci seguito, arrivederci al prossimo video.